Eder. Mech. Pallister. L'ultimo aggiornamento sul caso di Liliana Resinovic segna una fase investigativa più intensa e orientata a ricostruire nel dettaglio ogni aspetto ancora oscuro della vicenda. Il generale Garofano, figura di spicco nelle indagini, ha evidenziato un particolare che potrebbe risultare decisivo. La chiave, ritenuta un elemento cruciale, potrebbe essere nascosta nel cordino. Questa ipotesi, fino ad oggi poco approfondita, potrebbe aprire nuove piste e spiegare alcuni punti irrisolti. La chiave, infatti, rappresenta un simbolo di accesso. Potrebbe essere la soluzione a uno dei tanti misteri legati ai movimenti e alle azioni di chi era vicino a Liliana negli ultimi momenti della sua vita. La magistratura ha quindi disposto nuovi accertamenti tecnici, più rigorosi e mirati, che intendono verificare non solo la presenza e la collocazione di questa chiave, ma anche tutte le altre evidenze materiali e scientifiche che possano fare luce sugli eventi. L'attenzione si è focalizzata in modo particolare sulle analisi forensi e sulle prove raccolte sul luogo del delitto e nelle fasi immediatamente successive alla scomparsa e al ritrovamento del corpo. Per quanto riguarda i due principali indagati, Sterpin e Visintin, le indagini continuano a scandagliare ogni loro movimento, comportamento e relazione con la vittima. Per Sterpin emergono interrogativi legati ai suoi rapporti personali con Liliana, al suo atteggiamento nei giorni successivi alla scomparsa e alle incongruenze nelle sue dichiarazioni. In particolare, gli inquirenti stanno approfondendo elementi come l'assenza di spiegazioni convincenti su alcuni orari cruciali, nonché la possibile presenza di contatti con la vittima in momenti che sembravano precedentemente esclusi. Visintin, dal canto suo, presenta diversi aspetti che destano sospetti. È al centro dell'attenzione soprattutto per alcune tracce biologiche e materiali che sono state rilevate e che potrebbero collocarlo in situazioni o luoghi connessi al delitto. Tra queste, l'esame delle fibre gialle, analizzate durante l'autopsia, che sono state parzialmente associate a indumenti indossati da Visintin, in particolare a una maglia gialla indossata sotto il giubbotto il giorno della scomparsa di Liliana. Inoltre, gli investigatori stanno verificando i suoi spostamenti, che in certi momenti risultano poco chiari o poco giustificati, così come la natura dei suoi rapporti con la vittima e con gli altri protagonisti della vicenda. Le indagini tengono anche conto di elementi di tipo digitale e tecnologico, come analisi di telefonate, messaggi e possibili spostamenti tramite GPS, per incrociare dati che possano confermare o smentire le versioni fornite da Sterpin e Visintin. Anche alcuni riscontri ottenuti tramite telecamere di videosorveglianza sono oggetto di rivalutazione, nel tentativo di ricostruire con maggior precisione la sequenza temporale degli eventi. La magistratura appare determinata a non tralasciare alcun dettaglio e a ricercare ogni prova possibile che possa chiarire responsabilità e dinamiche di questa tragedia. I nuovi accertamenti tecnici disposti dalla giudice rappresentano dunque un passaggio fondamentale per mettere insieme il quadro completo e si spera definitivo di quanto accaduto a Liliana Resinovic. Parallelamente, la comunità e gli osservatori esterni seguono con attenzione gli sviluppi, consapevoli che ogni passo avanti può essere cruciale per arrivare a verità e giustizia, in un caso che ha lasciato molte domande senza risposta. Passando all'analisi del post di Gabriella Marano sul caso Resinovic, va detto che il suo contributo si presenta con una forte partecipazione emotiva e un'intenzione evidente di voler fare chiarezza. Tuttavia, alcune affermazioni e interpretazioni contenute nel suo post sollevano più di una perplessità. In particolare, emerge una certa propensione a trarre conclusioni premature, senza basarsi pienamente su dati investigativi aggiornati o su elementi oggettivi confermati dalle indagini ufficiali. Alcune sue analisi sembrano non considerare appieno le nuove acquisizioni tecniche e scientifiche, come quelle relative ai recenti accertamenti sul cordino e alla collocazione della chiave, o trascurano particolari elementi probatori che gli inquirenti stanno attentamente valutando. Questo modo di procedere rischia di offrire un quadro parziale o distorto, che può alimentare fraintendimenti tra il pubblico e ostacolare una comprensione più equilibrata e precisa del caso. Pur riconoscendo il diritto di esprimere opinioni personali e l'importanza del dibattito pubblico, è doveroso sottolineare che, sul caso Resinovic, Gabriella Marano ha mostrato alcune lacune evidenti.
soprattutto per quanto riguarda l'aggiornamento sulle indagini più recenti e la corretta interpretazione delle prove scientifiche. Tali lacune possono portare involontariamente a disinformazione o a una visione semplicistica di una vicenda complessa e delicata. Sarebbe quindi auspicabile che, nel suo impegno pubblico, adottasse un approccio più rigoroso, basato su fonti ufficiali e dati confermati, evitando interpretazioni affrettate. Solo così potrà contribuire in modo costruttivo e credibile alla discussione e al processo di ricerca della verità, che rimane fondamentale per rispetto della vittima e per giustizia. A proposito, è vero, questa foto l'ha scattata Claudio Sterpin, lo conferma anche Gabriella Micheli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.